Buongiorno a tutti, sono Gino Zoccai, un imprenditore veneto di Thiene per la precisione. Noi produciamo gioielleria dal 1839 con circa 30 dipendenti e vi volevo oggi raccontare una storia d'amore. Da 5 anni la nostra azienda lavora con una sola banca, la banca del Credito Cooperativo San Giorgio, e lo scorso anno ho deciso di aprire con una seconda banca. Abbiamo aperto un conto corrente senza nessun affidamento, quindi un conto corrente attivo, e poi però per tutto l'anno non abbiamo fatto nessuna operazione, nulla. A gennaio mi chiama il direttore della banca dell'Emilia Romagna, appunto, e mi dice che avevo 20 euro nel saldo in negativo per le spese, per i bolli, gestione, cose così. Ho fatto uno sforzo finanziario enorme naturalmente, ma sono riuscito a pagare i 20 euro alla banca, chiudendo così il mio grande debito. Settimana scorsa ho chiamato io il direttore e dico: scusi direttore, ma adesso che è uscito il decreto che la banca viene garantita al 100% dal governo italiano, dallo Stato, possiamo inoltrare la richiesta di affidamento? E il direttore mi ha dato una risposta sconcertante. Mi dice: mi dispiace signor Zoccai, ma purtroppo lei risulta che ha avuto uno scoperto di 20 euro per 10 giorni e quindi la nostra banca, non potrà inoltrare la pratica di affidamento. Quindi, signor Conte, le volevo chiedere questo io, ma l'amore, tutto questo grande amore, ma dov'è? Io come imprenditore, ma tutti gli imprenditori italiani, signor Conte, non ho bisogno dell'amore della banca. Ho già l'amore della mia famiglia, è più che sufficiente. Io dalla banca chiedo solo una cosa: la professionalità, la serietà e il rispetto per le aziende. Voglio inoltre tranquillizzare i mercati, la BCE e i mercati europei, che la Zoccai ha pagato i 20 euro. Grazie a tutti e buona giornata.